È da 4 mesi che non si giocava al Bentegodi perché c'era il Funziona problema là. dell'illuminazione e noi... Scusi, ma ancora al lavoro? Scusate, diavolo te mette idee nella spina. So Gianna Vincenzo, detto scossa. Chissà come mai, Beh, sta questo coso qua che ogni tanto sigo. Allora, capì? I capelli è così che senza gel e ogni tanto vedo come si illumina anche i dei. Ha lavorato duro, insomma, in questi mesi. Diavolo te cava le lampadine da blister. Dici, come ipotetico mai però. giocate 3 partite fuori casa? Per forza, cambiale di 1439 lampadine da solo. Da solo! Da solo. È per quello che ci hanno messo così tanto. No, che succede? Ogni tanto c'è per la scoccia. Lei parla, visto che inizierà Gol de Ponte anche lunedì 22 settembre, Sì, come sì. uno dei Lego poliziotti. Sì, me le dite in tanti. Diavolo te scioppa i faretti che te comprà dai cinesi, E veramente. poi scrive anche finalmente marito e figlia allo stadio. Brava Lisa. Oh, là, Una di bellissimo. noi, Lisa. Lo so, io ho cercato di finire in pressa di cambiare le lampadine in maniera che tuo figlio e tuo marito andassero allo stadio, così il postin è via libera. No, ma non si, ma no. No dai, forse l'era l'idraulico. No, Vabbè, Diavolo te butta il phon nella vasca finché ti si fa il bagno. No, non parlavo di tua moglie, no, un'altra. Un'altra Lisa. Non ci sono cerchi. Però esce veramente, veramente dolorante. E che l'altro arriva che dà una ne palla fa- sulla spalla. Cioè, ma non lo so. Ha fatto Sulla così spalla. come Fantozio. Sulla spalla. E non era una battuta, cioè è proprio successo. E Boss si candida al premio come genio della giornata perché è andato appunto a rincuorare Gagliardini battendogli sulla spalla dolorante. E veramente. Gagliardini le ha detto, diavolo te mette la massa a terra. Ha bloccato Zerbin, vedremo se anche il direttore Ci di sta, gara. perché l'ha quasi pestato il Zerbin. Ma dietro la maglia cosa c'è scritto Zerbin? Salve. Ha preso una botta nelle parti basse, intendi negli ovi. Esatto, però non l'avevo proprio detta così, cercavo. Secondo me è un Verona che meritava almeno 3 gol. Diavolo te rose che hai figli che dopo te fa cortocircuito.